Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi il nostro gradito ospite è il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, il dottor Gianluigi Tiberio. Lo abbiamo raggiunto via Skype, si trova nel suo ambulatorio che è preso praticamente, possiamo dirlo, è preso d'assalto in questo ultimo periodo. Tanti pazienti. Dottor Tiberio, mi sente? Ecco, ci siamo collegati. Buongiorno. Buongiorno. Ho detto quasi preso d'assalto l'ambulatorio suo e quello di tanti altri suoi colleghi in questo periodo, anche perché è cresciuto il numero di assistiti, visto che sono mancati, cioè praticamente sono andati in pensione dei medici e quindi ha dovuto superare il limite di assistiti, no? Sì, io assieme ai miei colleghi abbiamo dato la disponibilità ad accogliere un numero superiore di assistiti e quindi ci troviamo a dover dare risposte a un numero maggiore, e questo soprattutto adesso che la stagione inizia con le prime virosi, con le prime difficoltà, diventa un pochettino più difficile dare risposte complete, insomma, quindi siamo molto impegnati. Ecco, mi diceva virosi, diverse virosi in questo periodo. Beh, chiaramente le condizioni meteorologiche favoriscono, no? queste patologie. Sì, senza dubbio le condizioni atmosferiche hanno un ruolo determinante. Ci troviamo proprio a rispondere a delle virosi respiratorie che nella situazione anche Covid, della pandemia Covid, pongono le diagnosi differenziali, quindi dobbiamo stare molto attenti, tenere le orecchie erte e discriminare clinicamente le cose, e quando serve fare i tamponi. Ecco, e continuate a fare i tamponi in ambulatorio direttamente, voi medici di medicina generale, Diciamo, medici di base? alcuni lo fanno, però il tampone antigenico ha una situazione un pochino meno precisa e si preferisce fare il tampone molecolare. Ecco perché l'antigenico dà tanti falsi positivi e tanti falsi negativi. Sì, diciamo che non è così accurato, e quindi diciamo che visto che lo fanno anche in farmacia, visto che c'è una facilità poi così a farlo, noi cerchiamo di fare il tampone molecolare quando abbiamo dei dubbi. Ecco, adesso aumenterete anche il lavoro per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Beh, questo è già Sì. iniziato, la campagna anti-influenzale è iniziata l'altra settimana, Sì. io personalmente faccio circa una ventina, una trentina di dosi al giorno, e diciamo l'afflusso è sostenuto, quindi abbiamo una buona risposta da parte della popolazione. Senta, per quanto riguarda vaccino anti-Covid, perché avete somministrato anche quello, almeno diversi medici di famiglia, di medicina generale? Sì, anch'io Lei è fra personalmente ne ho questi. fatti un numero notevole, sì, numerose centinaia. Diciamo che è un'opportunità, molti colleghi hanno dato la disponibilità e adesso siamo pronti, eventualmente se ci fosse appunto la disponibilità da parte dell'azienda, a fare la somministrazione anche delle terze dosi. Abbiamo una situazione che sta aumentando il numero dei contagi. A livello europeo abbiamo dei paesi che si trovano con dei numeri molto elevati. Noi stiamo vivendo una situazione di progressivo incremento, quindi cogliere queste settimane per poter somministrare le terze dosi rapidamente credo che sia un'opportunità importante, quindi sollecito le persone in qualche maniera che devono farla, quindi dopo i 6 mesi della seconda, ad approcciarsi alla terza dose con fiducia, perché sappiamo opportuno che venga somministrata proprio per portare queste immunità, non consentire al virus di dare di nuovo dei segnali per... E come non credo che siano tanto le persone che devono, appunto, che siano perplesse, le persone che devono appunto adesso pensare alla terza dose, quanto le persone che proprio non ci pensano nemmeno.
al vaccino, no? Secondo me è opportuno che, siccome le seconde dosi inizialmente erano state somministrate nel primo trimestre, diciamo nel primo quadrimestre, siamo arrivati sicuramente alla necessità di somministrare la terza dose. Non dimentichiamo che le persone che hanno ottenuto la seconda dose nel primo quadrimestre erano le persone a rischio, quindi le persone come il personale sanitario, i medici, erano le persone che erano più fragili e quindi è opportuno, visto che il calo della risposta anticorpale dopo i 6 mesi è piuttosto marcato, è opportuno che tutti sappiano che devono approcciarsi alla terza dose dopo i 6 mesi. Altresì è opportuno, come lei ricordava, che le persone che non si sono vaccinate, visto che anche quello che sta succedendo, quindi tutte le persone, quasi tutte le persone che sono ricoverate in terapia intensiva sono delle persone non vaccinate, che si approccino alla vaccinazione senza indugio. Abbiamo le prove che il vaccino funziona egregiamente e quindi gli effetti collaterali sono scarsi, il rischio invece del Covid è molto elevato. Quindi affrontare la vaccinazione senza indugio riveste un obbligo da parte di tutti per limitare i rischi. Ecco, quello che spaventa è in sostanza adesso, oltre al Covid, cioè in senso generale, ma anche questa variante Delta, e soprattutto questo. E anche per questo motivo lei è un po' così perplesso sul fatto dei tamponi antigenici, no? Abbiamo detto tanti falsi positivi, tanti falsi negativi, ma è proprio per questa variante Delta che sta circolando. Diciamo che la variante Delta ha portato un ulteriore dubbio nelle persone, un'ulteriore preoccupazione nelle persone, proprio perché intanto è molto più contagiosa, no? E dall'altra parte tende a essere un po' più difficile, soprattutto dai tamponi antigenici, riuscire a scovarla facilmente. Quindi abbiamo più difficoltà a tracciare. Senta, per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, ecco, è bene far passare il messaggio che il vaccino antinfluenzale va fatto proprio per escludere, in caso appunto di insorgenza, di problematiche, escludere che si tratti di un'influenza o di conseguenze di un'influenza che circola. È una seconda diciamo, sollecitazione questa. Il vaccino antinfluenzale è opportuno che venga fatto proprio per scongiurare l'influenza, che sappiamo essere una malattia che può provocare degli eventi anche gravi alle persone a rischio. E quindi da un punto di vista così della sicurezza, mettere in sicurezza le persone anziane, le persone che sono più a rischio è un obbligo assolutamente importante da seguire. Dall'altra parte facilita il compito nostro, soprattutto nella pandemia influenzale e nella contemporanea pandemia Covid, di discriminare le persone che sono vaccinate proprio per riuscire a dare una buona diagnosi differenziale riguardo al Covid. Allora, i virus mutano. Quest'anno che virus sta circolando per quanto riguarda l'influenza? È lo stesso dello scorso anno? Beh, non ho ancora i dati perché stiamo approcciando le prime segnalazioni. Diciamo che i vaccini che vengono somministrati sono dei vaccini quadrivalenti e quindi hanno delle buone caratteristiche di intercettare le possibili varianti che vedremo circolare. Questo lo sapremo fra qualche settimana. Senta, per quanto riguarda, abbiamo detto in apertura, le problematiche dei medici di base, i medici di famiglia. Ecco, non ci sono giovani, il numero non è sufficiente a coprire tutti i posti vacanti. Quindi come fare? Tanto più che soprattutto in momenti come questo bisognerebbe puntare, o perlomeno anche la Regione sta puntando sul territorio, quindi voi siete le sentinelle praticamente del territorio, quindi il primo passaggio.
Quindi Sì, anche il vostro diciamo che ruolo, quale può essere per il futuro? Dovete organizzarvi fra di voi, pur essendo no, sempre più esiguo il numero di allora, professionisti? diciamo che l'emergenza che subiremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni sarà importante. È una emergenza di cui avevamo segnalato per tempo, più di 10 anni fa, la possibile insorgenza. E i rimedi non sono stati messi, non sono stati approntati. Adesso i tempi stanno diventando stretti. Tutti credo abbiano subito nelle loro zone i prepensionamenti o i prepensionamenti dei colleghi che si approcciano a diventare pensionati proprio per raggiunti i limiti di età. E questa è una situazione che nei prossimi mesi, nei prossimi anni vedremo con sempre maggiore frequenza. Sappiamo tutti che la gobba pensionistica è prevista da qui al 2024-2025 e andranno in pensione notevoli numeri di medici di medicina generale e non abbiamo allo stato attuale la possibilità di rimpiazzarli rapidamente. Ecco, dobbiamo cercare di lavorare con attenzione e intensamente per favorire l'ingresso dei giovani all'interno della medicina di famiglia, all'interno del territorio e il tempo che ci resta dobbiamo utilizzarlo al massimo senza sprecarlo. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, il dottor Gianluigi Tiberio. La ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, è sempre un piacere. Le auguriamo buon lavoro. Sappiamo che ha una bella fila di pazienti che la attendono. Grazie per il tempo che ci ha dedicato. E ringraziamo anche i nostri amici telespettatori per averci seguito. Appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere alla prossima settimana. Arrivederci.